Il partito di Forza Italia si conferma un partito inclusivo, interessante, in cui nuovi esponenti si avvicinano. In particolare oggi abbiamo qui l'onorevole Eric Pretto che ha fatto una scelta che sicuramente potrà sviluppare all'interno di Forza Italia nei prossimi anni e nei prossimi mesi. Forza Italia serra i ranghi nel Vicentino e formalmente accoglie Eric Pretto, il deputato che un mese fa aveva lasciato la Lega in aperta polemica con il partito dopo la contestazione di mancati versamenti per decine di migliaia di euro. Presente il coordinatore veneto ed eurodeputato Flavio Tosi e il suo vice Jacopo Maltauro. È stata l'occasione inoltre per ribadire la presenza sempre più significativa del partito che si radica ulteriormente nel territorio. Antonio Tajani ha deciso, diversamente da altri partiti che fanno l'inverso, perdono il contatto col territorio e prendono decisioni solo romane. Forza Italia invece oggi è un partito vero, fa le assemblee locali, le assemblee provinciali, le assemblee regionali, le assemblee nazionali e quindi uno aderisce più volentieri perché sa che è un partito strutturato con la filiera e anche per il territorio, per il cittadino, per il sindaco, per l'imprenditore, per l'associazione di categoria, sa che se parla con Forza Italia una risposta la ottiene. Io ho trovato in Forza Italia delle persone che mi hanno accolto e sono molto grato di questo. Io mi sono sempre definito liberale, moderato, cattolico e lontano da qualsiasi forma di estremismo, quindi essendo concluso un percorso travagliato purtroppo all'interno della Lega, ho trovato oggi un nuovo gruppo all'interno del quale tornare a fare politica con serenità. Oggi noi dobbiamo parlare sicuramente con le imprese che hanno la necessità di essere ascoltate per vedere ridotto il carico fiscale e burocratico che grava su di esse. Prioritario inoltre il tema giustizia, la questione spinosa è rimasta aperta sul destino del Tribunale della Pedemontana a Bassano del Grappa. Io sicuramente non sono contro a prescindere, io ho detto una cosa molto precisa che ribadisco. I sindaci dell'Alto Vicentino hanno chiesto di essere auditi a Roma e credo che questo sia necessario. L'Alto Vicentino è un territorio storicamente omogeneo che deve essere tenuto assieme, per cui è fondamentale che a Roma venga ascoltata la loro voce.